Buongiorno a tutti, domenica 13 settembre, bentornati, ben ritrovati, siamo qui per farvi compagnia per un'ora circa con tutte le informazioni, gli aggiornamenti, la cronaca, le notizie che arrivano dal nostro nord-est, dal nostro territorio, con questo Focus TG che è un po' veramente un riassunto ma anche un diciamo andare alla ricerca di notizie nuove. Bentornati, dicevo, ben ritrovati, poi durante la giornata anche i nostri notiziari ovviamente a tenervi compagnia e a darvi ulteriori aggiornamenti. Partiamo insomma come sempre dando un'occhiata alle cifre relative all'emergenza Covid, cifre che sono un po' altalenanti, nel senso che ci sono alcune buone notizie, alcune cifre sono meno positive innanzitutto il numero dei positivi rispetto a ieri sera, perché vedete che questa è la fotografia alle 8 di oggi. Ci sono 76 positivi in più in Veneto, spiccano i 20 di Treviso, 17 di Venezia, 11 di Verona e 13 di Vicenza. Le altre province, compresa Padova, ne ha pochi, tra virgolette, insomma numeri che vanno da 1 a 6, quindi sono queste 4 città a avere i numeri più alti. Per quanto riguarda i ricoveri, che è l'altra diciamo cifra che ci interessa, queste colonne qui a destra sono le colonne dei ricoverati in terapia intensiva e nel reparto infettivi, che è l'altro reparto importante, principalmente nel reparto infettivi. Spicca un -4 di ricoveri a Padova, ma anche un ricoverato in più in terapia intensiva sempre a Padova. Ci sono degli altri segni meno, per fortuna, infatti il totale dei ricoverati in aree non intensive in Veneto è -5, quindi rispetto a ieri 5 ricoverati in meno, però c'è un numero anche positivo qui, positivo nel senso di più, un +2, quindi 2 ricoverati in più invece nelle terapie intensive, che in totale salgono dunque, eccoli qui, a 14, cioè ci sono 14 persone positive al Covid ricoverati in terapia intensiva in Veneto, 2 in più, dicevo, rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati positivi è 95, un po' meno di ieri. Poi c'è la casella dei decessi che porta il numero 1, quindi c'è stata purtroppo una persona che ha perso la vita nelle ultime ore. Ecco, questo è un po' il bilancio, come vedete, numeri anche da un certo punto di vista positivi, però ci sono questi ricoveri in terapia intensiva e il +1 di decessi che ovviamente non lascia del tutto tranquilli. Poi c'è questa grande data che è quella di domani, la data della riapertura delle scuole. Tra l'altro noi saremo a Vo, perché ci sarà la visita del Presidente della Repubblica Mattarella proprio a Vo per la riapertura delle scuole, e quindi un giorno davvero molto importante. Cogliamo l'occasione, ecco, per fare, sicuramente vi state informando tutti voi su quelle che sono le linee guida, ecco, previste per la scuola. Andiamo un po' a sentire l'assessore Lanzarin, l'assessore alla sanità della Regione Veneto, che fa un po' il quadro della situazione per i prossimi giorni. Ritorno in classe e convivenza con il Covid. Da lunedì inizia un nuovo banco di prova per la sanità veneta e la scuola. Il sistema sanitario regionale è pronto ed in queste ore con tutte le USL del territorio si stanno organizzando le ultime cose. Stretto rapporto tra la USL e istituti scolastici, previsto un referente di contatto per ogni scuola, mentre con i medici di medicina generale e i pediatri si sta lavorando per arrivare ad effettuare direttamente i cosiddetti tamponi rapidi. Questo permetterebbe di accorciare la catena e soprattutto di prevedere, qualora ci fosse un caso positivo, poi le procedure di contact tracing, isolamento, e quindi senza pensare di chiudere intere classi o intere scuole. Rapporto sanità-scuola che vede in prima linea anche gli stessi insegnanti, che dovranno sapersi destreggiare tra gel, mascherine e distanze. Gli insegnanti hanno avuto le indicazioni dal punto di vista appunto di regole interne, di misure di sicurezza, di percorsi, e comunque saranno accompagnate dalle aziende sanitarie, dai SISP e anche dai referenti sanitari in tutto questo percorso. Insomma, il 14 settembre la macchina è pronta a partire, ma l'assessore richiama il patto di corresponsabilità. Noi siamo convinti di poter affrontare anche questa partita con la responsabilità di tutti, responsabilità dei genitori, quando quindi quella corresponsabilità prevista, se ci dovessero essere alcuni sintomi oppure delle situazioni di questo tipo, di tutto il personale insegnante.
Ci sono poi, ecco, questo è dunque il punto della situazione fatto dall'assessore Lanzarin, ci sono alcune classi che hanno già iniziato, alcune scuole, specialmente le scuole dell'infanzia ovviamente, che hanno già iniziato la loro attività, quindi lì già c'è da monitorare la situazione, c'è qualche caso positivo, tra poco ne parleremo, in particolare si è verificato nella scuola dell'infanzia di Mussolente, quindi nel Vicentino, però l'altro tema di grande attualità è quello delle mascherine, perché le mascherine dovrebbero essere fornite dalle scuole, c'è un po' l'idea che alcune scuole non abbiano in realtà le mascherine, c'è chi ha chiesto ai propri alunni di portarle, oppure ci sono casi in cui le scuole hanno delle scorte che dureranno per pochi giorni e allora per quanto riguarda diciamo la notizia che arriva centralizzata da Roma, viene detto dal coordinatore del comitato tecnico scientifico, il famoso CTS di cui ormai tutti abbiamo imparato a conoscere il significato, che le mascherine saranno disponibili a scuola tutti i giorni e sono sicuro, dice il commissario, il coordinatore, dicevo, Agostino Miozzo, dice le mascherine saranno disponibili a scuola tutti i giorni e sono sicuro che nei prossimi giorni la distribuzione sarà capillare, quindi arriverà a tutte le scuole e sarà garantita e le mascherine ci saranno per tutto l'anno scolastico, quindi questa è certamente una dichiarazione rassicurante, vedremo se sarà così davvero in tutta Italia. Le mascherine sono arrivate come nella maggior parte delle scuole, dice Miozzo, da una scuola di Roma dove era andato appunto a fare questa visita per controllare che fossero davvero arrivate, dove non ci sono ancora le indicazioni, le mamme allora dicano ai figli di usare le mascherine che indossano di solito, quelle di stoffa, quelle di comunità, quelle chirurgiche naturalmente danno invece più garanzie, quindi mascherine chirurgiche danno più garanzie. Se non ci sono notizie o se si hanno dei dubbi, dare ai figli quelle che usano solitamente, cioè quelle di stoffa che utilizzano diciamo, quotidianamente. Questa è l'altra indicazione che arriva dal CTS, cioè dal Comitato Tecnico Scientifico, quindi per il momento informazioni in ordine sparso, di sicuro domani ne sapremo di più perché domani è veramente il giorno della grande banco di prova per quanto riguarda i trasporti, quindi gli autobus, anche lì ci sono state tante discussioni, tante polemiche, ma si spera anche insomma tante certezze, quindi trasporto pubblico e diciamo, le procedure di ingresso a scuola con la temperatura che deve essere misurata a casa dai genitori prima di andare a scuola. A Padova ad esempio verranno richiamati in servizio una trentina, forse anche di più, autisti che erano in cassa integrazione per insomma, cercare davvero di far fronte a tutte le necessità che ci sono per quanto riguarda il trasporto pubblico. Dicevo di un caso di Covid in una scuola dell'infanzia a Mussolente, ci fermiamo per un attimo, poi andiamo a vedere come evolve la situazione in quella scuola. Ci vediamo tra un attimo. 12:20 di domenica 13 settembre, bentornati, vi stiamo accompagnando diciamo, a pranzo con un po' di informazioni, di notizie e di servizi, soprattutto delle nostre redazioni. Vi ho dato poco fa, ve li faccio vedere molto velocemente perché ve li ho già mostrati, i dati, il report di Azienda Zero, quindi i dati sul Covid con gli aggiornamenti di questa notte. Ci sono 76 nuovi casi positivi in Veneto, concentrati soprattutto tra le province di Treviso, Venezia, Vicenza e Verona, tutti tra i 10 e i 20 casi, numeri inferiori invece per le altre province. Per quanto riguarda i ricoveri, ci sono 5 ricoveri in meno rispetto a ieri sera in reparti non di terapia intensiva e 2 ricoveri in più invece in terapia intensiva, ricoveri relativi alle province di Padova e di Vicenza. Questi dati, purtroppo c'è anche un decesso in più rispetto a ieri sera. Parlavamo di scuola, abbiamo diciamo, impegnato la prima parte di questo appuntamento parlando di scuola, ricordandovi che domani a Vo il Presidente della Repubblica inaugurerà l'anno scolastico nel luogo simbolo un po' della pandemia in Veneto, per il Veneto, e che c'è stato, vi dicevo, un caso di positività al Covid anche in una scuola dell'infanzia di Mussolente. Andiamo un po' a fare il punto della situazione allora su questo caso.
La notizia del caso Covid alla scuola dell'infanzia di Mussolente è già rimbalzata un po' ovunque. Si è in attesa adesso dell'esito dei tamponi sui bambini che hanno avuto a che fare con la maestra e anche oggi il primo cittadino di Mussolente si è espresso sull'argomento. A distanza di un giorno dopo che la notizia è uscita sui media, vorrei rassicurare tutta la cittadinanza che il caso positivo della maestra della scuola materna di Casorni è tutto sotto controllo. Questo a seguito evidentemente della collaborazione che il Comune ha con il Dipartimento di Prevenzione e con la scuola stessa. Linee di comunicazione sempre aperte dunque, ma soprattutto un continuo aggiornamento per quanto riguarda i tamponi e l'evolversi della situazione, con una consapevolezza in più rispetto ai primissimi casi di coronavirus. Il virus che oggi stiamo vedendo è modificato e ce lo dicono anche il Comitato Tecnico Scientifico, ci dicono che è cambiato, forse è un po' meno meno invasivo, ma soprattutto meno potente rispetto ai momenti del lockdown. Però noi dobbiamo comunque continuare a rispettare le regole nella piena tranquillità e nella consapevolezza che purtroppo dobbiamo convivere con un virus che ci accompagnerà, io direi, per sempre. E comunque in questo momento siamo, la comunità di Mussolente, la comunità di Casoni, il comune di Mussolente è un paese tranquillo e sotto controllo. Ancora di più in questo momento dove la situazione della scuola materna magari ha visto un caso positivo. E un appello ai genitori con la presa di coscienza che in caso di mancata collaborazione il sindaco si vedrà costretto addirittura ad emettere un'ordinanza. Con la ripartenza delle scuole io sarò lì a controllare i traplessi e se vedrò, perché gioco forza, avremo degli assembramenti nel momento in cui ci sarà la consegna e la ripresa del bambino, del ragazzo presso le scuole, ma nel momento in cui io vedrò o avrò segnalazioni che qualche adulto non indosserà mascherine, mi vedrò costretto, mio malgrado, a fare un'ordinanza dove obbligherò l'uso della mascherina nei pressi degli istituti scolastici. Bene, interessante, bravo sindaco, mi viene da dire, perché è importante che anche noi adulti, rispettiamo le regole, che sono regole di buonsenso e di convivenza, quindi anche quando si portano i figli a scuola, si arriva nei pressi della scuola, indossare le mascherine è importante, ci saranno sicuramente momenti di potenziale assembramento, i primi giorni di scuola è una gioia per tutti e deve rimanere tale, quindi la collaborazione usando le mascherine penso sia doverosa. Dicevo, qualche caso di positività già c'è negli asili, soprattutto, scuole ancora no perché riapriranno domani e vedremo quello che accadrà. Anche a Padova c'è stato un caso di positività al Covid in un asilo, quindi in una scuola materna, e un genitore di uno dei bambini ha comunicato all'istituto, ha comunicato alla scuola di essere positivo, e così è scattato il protocollo ULS, fondamentali in questo caso i tamponi, quindi i controlli e gli accertamenti. Allora, giusto per spostarci, andare a vedere dal vicentino al padovano come si reagisce a queste notizie, sentiamo anche questo servizio. Il genitore di uno dei piccoli alunni di una scuola dell'infanzia comunale in quartiere Arcella a Padova ha comunicato nelle scorse ore al referente Covid dell'asilo di essere positivo al coronavirus. La scuola ha subito informato l'ULSS 6 Euganea, che ha notificato all'adulto il protocollo da seguire. Il figlio o figlia sarà sottoposto a tampone. Che se il bambino risulta negativo non c'è nessun bisogno di fare il processo a tutta la classe. Se invece, qualora ci fosse anche un contagio rispetto al bambino che potrebbe risultare asintomatico, allora in quel caso lì provvederemo a capire chi è entrato nella classe e chi ha avuto contatti col bambino, naturalmente tutti i suoi compagni, e verranno sottoposti a tampone, immagino. Però devo dire che il protocollo è a discrezione dell'ULSS e saranno i pediatri e l'ULSS a valutare la situazione. La scuola dell'infanzia comunale ha aperto il 1° settembre. La comunicazione del genitore è del giorno 11. Questi potrebbe avere contratto il virus ovunque. Tutti gli accertamenti sono di competenza dell'ULSS, sottolinea l'assessore. Quindi l'adulto dovrebbe essere in isolamento fiduciario. A noi interessa capire se il bambino è positivo, se potrà frequentare la scuola nel caso di negatività,
e poi vedremo gli sviluppi della situazione. Certo che non saranno casi isolati, ce ne saranno, di questo noi ne siamo consapevoli, ma lavoriamo proprio perché eventualmente questi casi vengano isolati e non ci siano contagi o focolai. Importante sottolineare dunque che è l'ULSS che poi con i suoi medici e i suoi pediatri ha la parola finale sulle procedure da adottare in base a quello che accade, quindi non è la scuola, non sono i genitori, è l'ULSS, quindi diciamo la sanità pubblica che poi caso per caso deciderà il da farsi. Insomma, a me dà l'impressione che siano state previste, ecco, tutte le possibili opzioni, quindi il tentativo di essere preparati, di essere pronti c'è dalla regione in giù, quindi regione, ULSS e poi naturalmente anche le scuole con il rappresentante, diciamo il responsabile Covid per ogni scuola, insomma la struttura c'è, adesso sta un po' a tutti e credo anche a noi, al nostro buon senso, alla nostra prudenza, collaborare, quindi essere attivi, ecco, non è che si porta il figlio, lo si deposita a scuola e io poi ho finito di preoccuparmi, no, anche diciamo tutto il resto della nostra vita quotidiana deve essere improntato alla prudenza e a favorire, a far sì che poi a scuola non ci siano problemi. Questo insomma è un po' come la penso io, ma credo che siate d'accordo con me. Dalla scuola, che poi riprenderemo, perché poi torneremo a parlare di scuola magari spostandoci in qualche altra località, però insomma, per non essere troppo monotoni c'è anche la cronaca che ci porta a Montebello Vicentino, dove questa notte c'è stato un incendio scoppiato, queste sono le immagini che riceviamo dai vigili del fuoco, un incendio che ha seriamente danneggiato una ditta di stoccaggio rifiuti. Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate da Arzignano, Vicenza, Lonigo, Verona e dai volontari di Thiene con 5 autopompe, 3 autobotti, un'autoscala, 30 operatori che hanno cominciato a spegnere un rogo che davvero era già molto diciamo grande, già molto importante, che ha coinvolto una parte del capannone di circa 1200 metri quadri con all'interno materiale secco così definito. L'incendio è stato circoscritto dalle squadre e nello scorso mese di aprile un altro rogo aveva interessato la stessa azienda. Sul posto si sono portati anche i carabinieri tecnici dell'ARPAV, le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco, o meglio della squadra di polizia giudiziaria che è quella che fa le indagini all'interno dei vigili del fuoco. Ecco, si prevede insomma che per oggi, ma per questa sera, quindi tutta la giornata sarà dedicata a completare lo spegnimento insomma, e a evitare ogni possibile ulteriore rischio. Poi stasera vi aggiorneremo su quello che accade nei nostri notiziari, quindi sicuramente torneremo a parlare di questa vicenda. Dicevo poco fa che per quanto riguarda la scuola le mascherine, dice il CTS, cioè il Comitato Tecnico Scientifico, saranno pronte, saranno disponibili per tutti gli istituti italiani, quindi un po' alla volta arriveranno dappertutto, questo ci è stato detto e questa è sicuramente una notizia molto importante. Poi abbiamo anche la notizia insomma, del Festival del Cinema che si è chiuso ieri, poi vi mostreremo anche qualche immagine, intanto insomma vi ricordo che si è chiuso con la vittoria di una regista cinese che ha vinto il Leone d'Oro con Nomadland, un film che parla dei nomadi d'America, e Chloé Zhao, spero di averlo pronunciato bene, forse è meglio Chloé Zhao a dire il vero, mentre per l'Italia la Coppa Volpi che è andata a Pierfrancesco Favino, che è stato premiato come miglior attore per il film Padre Nostro di Claudio Noce. Poi c'è anche un premio come miglior sceneggiatore a Pietro Castellitto. Ecco, questo è un po' il riassunto, poi se abbiamo tempo vi mostro anche qualche intervista e qualche immagine raccolta ieri sera. Ci fermiamo ancora per un attimo, poi torniamo ancora, ripartiamo dalla cronaca. Eccoci tornati in studio, sempre domenica 13 settembre, questo lo so a memoria senza nemmeno guardare, mentre per quanto riguarda l'ora devo guardare, sono le 12:36, siamo insieme da una mezz'ora, ancora altrettanto, forse un po' meno, per stare in compagnia vostra, abbiamo parlato di scuola. Adesso fra poco parleremo di Mostra del Cinema,
Purtroppo c'è anche la cronaca, come vi dicevo, una cronaca che poi approfondiremo nel pomeriggio per i nostri notiziari, ma che ci porta nell'Alta Padovana, a San Martino di Lupari, dove purtroppo questa notte si è verificato un incidente con 2 feriti. Ecco, qualche immagine relativa a questo incidente in via Sant'Antonio, all'incrocio con la regionale 53 Postumia. Cos'è successo? C'è stato uno scontro tra un'auto e una moto che si sono appunto scontrate. Ad avere la peggio è stato veramente il motociclista, però i feriti sono in realtà 2, cioè anche il conducente dell'auto. Ecco, un attimo solo che vi dimostro altre immagini, eccole qua. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cittadella, c'era una Mercedes coinvolta che ha visto l'intervento dei pompieri anche per estrarre il conducente che era rimasto incastrato nelle lamiere. Poi sono arrivati i carabinieri di Cittadella per i rilievi. La dinamica ancora insomma è approssimativa, va approfondita. Auto contro moto, alla guida della moto una Honda c'era un 32enne che è volato sull'asfalto ed è rimasto gravemente ferito. I 2 sono stati trasferiti, uno in ospedale a Padova, uno in ospedale a Cittadella. Siamo, come dicevo, a San Martino di Lupari, all'incrocio tra via Sant'Antonio e la regionale 53 Postumia. Aggiornamenti ve li daremo oggi pomeriggio, soprattutto per sapere le condizioni dei feriti, direi. Questa è la cosa più importante. Avete visto qualche immagine. Adesso ci spostiamo a Rossano Veneto, dove è stata inaugurata ieri un'opera che contribuirà sicuramente a risolvere un grosso problema, che è quello del contenimento delle acque in caso di maltempo. Quindi andiamo a Rossano Veneto e vediamo cosa è successo. C'era il sole oggi a Rossano Veneto, anche in via Novellette, dove è stata inaugurata una cassa di espansione per la sicurezza idraulica. Ed eccola al lavoro, quella grande paratia mobile che, se sollevata, fa deviare le acque affinché la roggia Giustiniana Manfrina non veda esondazioni che tornerebbero ad allagare diverse vie del paese, come accadeva in passato. Una superficie di 7.000 metri quadrati con la capacità di invasare ben 8.000 metri cubi d'acqua per rilasciarla una volta passato il momento di piena. È un'opera che andava fatta perché abbiamo visto negli ultimi 5 anni le piovosità intense sul territorio hanno messo in crisi la via e anche l'abitato di queste zone. Un'opera che, senza volerlo, è già stata approvata la scorsa settimana a causa maltempo, con ottimi risultati. Sono immensamente grata al Consorzio di Bacino e ai sindaci che hanno collaborato insieme nella scelta dei comuni a cui inviare questi fondi nazionali su asse regionale e gestiti in modo egregio dal nostro Consorzio di Bacino. Quindi un grazie infinite, perché è una risposta a Rossano, ai miei cittadini, a delle strade che hanno subito negli anni degli allagamenti. Quindi grazie ancora tante, e Rossano non si ferma. L'intervento fa parte dei 5 che hanno ottenuto, assieme ad un progetto esecutivo, l'importo complessivo di 2.160.000 euro tramite la Regione. Un'opera importante oggi qui a Rossano Veneto, che almeno in questo caso aiuta ad arginare un po' quelli che sono i fenomeni del maltempo, sempre più in crescita purtroppo anche nella nostra regione. Sì, questo rappresenta uno dei tanti interventi che è stato realizzato sul nostro territorio regionale grazie a degli importanti investimenti voluti dalla Regione del Veneto, che negli ultimi anni ha investito quasi 1 miliardo di euro per la difesa del suolo, e questa rappresenta anche una delle sfide future, quindi grandi infrastrutture da un punto di vista ambientale per mettere in sicurezza tutto il Veneto. Questo quanto accaduto a Rossano. Facciamo un po' apriamo una parentesi sul Festival del Cinema, dai, qualche minuto per vedere com'è andata. Come vi ho detto, vi ho già detto chi ha vinto il Leone d'Oro, vi ho detto com'è andata per l'Italia. Vi riassumo che per proteggere Venezia dal Covid, Venezia 77, cioè la mostra del cinema, con tutto l'apparato di controllo organizzativo e sanitario, sono stati spesi 2 milioni di euro, ha detto il presidente della Biennale, quindi un budget totale di 14 milioni rispetto ai 12 previsti, proprio per poter mettere in atto tutte quelle misure anti-Covid che erano necessarie per migliorare l'organizzazione, aggiornamenti tecnologici, la tecnologia di prenotazione a distanza, eccetera, eccetera. Presenza in sala del 40% inferiori rispetto all'anno scorso. Poi c'è stata anche una polemica tra il direttore Barbera e l'amministratore delegato di Rai Cinema, che
un po' si era dichiarato deluso per il cinema italiano, visto che insomma a vincere è stata una regista cinese. Allora contento di come è andata la mostra, il Festival Barbera, però anche questa polemica che dice Barbera è inutile, ingiusta, inefficace. Quando lui, riferito all'amministratore delegato di Rai Cinema, comporrà la giuria, vedremo come andrà, perché ha sottolineato Barbera, ci sono 7 giudici che esprimono giudizi soggettivi, quindi insomma non si può poi fare sempre polemica. Come dicevamo, come ho detto prima, Pierfrancesco Favino ha vinto la Coppa Volpi, quindi miglior attore per quanto riguarda Padre Nostro, il film di cui è stato protagonista. Sentiamolo dopo la vittoria, così ci racconta un po' le emozioni, come è andata, insomma è sempre interessante sentire queste opinioni. È un'emozione molto forte, soprattutto perché c'è stata emozione in sala, c'è stato un lungo applauso che ci ha sorpresi, ci ha fatto ovviamente molto felici. Per noi che venivamo con lo zainetto a vedere i film da adolescenti, adesso essere qua con un film in concorso è una bellezza, particolarmente in questo momento qui, con questo festival che si fa fisicamente nonostante quello che stiamo vivendo, è una bellissima soddisfazione. Un film impegnato, una storia particolare, come è stato il suo ruolo di protagonista di questa storia reale, vissuta dal regista, ma che assume un significato per tutti. La ringrazio, penso proprio che sia questo il motivo per cui l'abbiamo fatto. Io faccio sempre fatica a pensare che i film siano impegnati o non impegnati, penso che l'impegno ci vada messo sempre, però penso che sia fondamentalmente una storia d'amore questa, per cui io credo che l'impegno è stato nel cercare di consegnare un'emozione a chi vede il film, come dice giustamente lei, universale, perché poi tocca il rapporto padre-figlio ed è lì che noi volevamo andare. L'emozione che c'è stata ieri credo che si sia riferita pressoché esclusivamente a quello. Sono molto grato a Barbera, alla mostra, alla Biennale, che abbia deciso di sfidare in qualche modo con la massima attenzione questa situazione. È un segnale fortissimo, è stato molto importante vedere tutti i presidenti delle mostre del mondo essere insieme a fare questa cosa, però va dato atto a Barbera e sono felice che avvenga in Italia, sono felice che l'Italia stia dando un segnale al mondo dal punto di vista della vitalità del cinema attraverso questo festival. Ecco, un po' anche una risposta alla polemica di cui parlavo poco fa, insomma Favino che sottolinea la vitalità del cinema italiano, quindi parentesi che chiudiamo sulla mostra del cinema, a vincere Nomadland e Coppa per il miglior attore a Pierfrancesco Favino. Torniamo sul nostro territorio, torniamo per la precisione a nord-est con Romano De Zelino, dove è stato inaugurato uno sportello al servizio del cittadino, quindi come sempre quando i cittadini sono protagonisti di qualche iniziativa va sempre bene. Romano De Zelino si conferma a misura di famiglia, anziani, cittadini. È stato inaugurato il nuovo sportello al cittadino, aperto dall'amministrazione al Civico 10 di Via Borsi, per riunire in un unico spazio numerosi servizi rivolti a diverse fasce della popolazione. Nella nuova struttura sono presenti lo sportello di assistenza familiare, il centro di assistenza fiscale, i patronati sindacali, l'Informa Lavoro e lo sportello per il sostegno al reddito, oltre al progetto Invecchiamento Attivo in collaborazione con l'associazione Romano Attiva. L'amministrazione comunale ha aperto uno sportello al cittadino, tutta una serie di uffici che sono stati raggruppati in un'unica sede, prima erano sparsi in 3-4 sedi, adesso con barriere architettoniche, mentre questo sportello è privo di barriere architettoniche, spazi luminosi, bellissimi, con parcheggio e una hall più che capienti per le esigenze della comunità. Di particolare interesse i servizi rivolti agli anziani. Tra i vari sportelli che operano in questo nuovo ufficio, questa nuova sede, c'è lo sportello Informa Lavoro, lo sportello Assistenti Familiari, l'ufficio per la compilazione dell'ISE, l'ufficio per la compilazione del modello 730 gratuitamente a favore dei pensionati. Si pensi che ad oggi oltre 1000 pensionati di Romano hanno beneficiato di questo servizio compilazione gratuita del modello 730. Quindi l'invito ai cittadini adesso è frequentare sempre di più, avvicinarsi sempre di più a questo nuovo sportello. Certamente sfruttare l'opportunità di questi 7 servizi che abbiamo raggruppato in un'unica sede.
Ecco, come avete sentito, protagonisti i cittadini e così va bene, protagonisti gli studenti invece domani con la riapertura delle scuole. E poco fa il Premier Conte ha in un video messaggio ha annunciato ufficialmente che il governo farà di tutto per aiutare il mondo della scuola, dice si torna a scuola lunedì, rivolgo un augurio a studenti, insegnanti e personale scolastico, sarà un momento di intensa emozione, sarà anche un momento di difficoltà perché non nasconde Conte che ci saranno difficoltà e disagi soprattutto all'inizio, ma saremo tutti con voi al vostro fianco e continueremo ad esserlo. La scuola sconta carenze strutturali che si trascinano da anni e ognuno dovrà fare la propria parte, i ragazzi, gli insegnanti e, come dicevamo prima, anche le famiglie. Ci fermiamo ancora una brevissima pausa, poi torniamo con voi. – 12:52 di domenica 13 settembre, ultima parte di questo appuntamento con voi. Vado veloce perché vorrei almeno affrontare altri due temi, uno dei quali legato soprattutto alla scuola, che è un po' il tema del giorno. Sentiamo il dirigente scolastico regionale sui temi più importanti, i turri per la ricreazione, la reazione frequente delle classi, le mascherine da indossare, insomma questi sono i temi principali. Sentiamo. Nel momento in cui si entra in classe, se c'è il distanziamento del metro tra gli alunni e i 2 metri con l'insegnante, si può abbassare la mascherina e seguire la lezione. In fila in entrata con la mascherina, dispositivo di protezione che dovrà essere tenuto anche in atrio, dove sarà consentito sostare non più di 15 minuti. Una volta in classe, distanziati di almeno 1 metro, la mascherina si potrà togliere. Sono le linee guida del Ministero. Nell'ultimo verbale del 31 agosto il Comitato Tecnico Scientifico parla solo di mascherine chirurgiche, mentre fino al 28 maggio in classe erano consentite anche quelle di prossimità, ovvero quelle lavabili in tessuto, decisamente più economiche per le famiglie. Hanno sostanzialmente convenuto sul fatto che, essendoci questa fornitura, le mascherine chirurgiche sicuramente possono assicurare anche una maggiore protezione. Quante mascherine serviranno per le scuole del Veneto? Io ho fatto un calcolo che essendo 11 milioni di mascherine al giorno per 200 giorni di lezione sono 2 miliardi e 200 mila mascherine che dovranno essere fornite. Quindi le scuole hanno quasi tutte dal 27 di agosto hanno cominciato ad avere una prima fornitura che può coprire una settimana, un mese a seconda questo del numero di studenti. La fornitura dovrebbe arrivare in maniera scadenzata durante tutto l'anno, questa è la promessa del governo. La mascherina dovrà essere indossata anche a ricreazione. Noi abbiamo consigliato alle scuole, ovviamente secondo la logistica che poi ogni scuola ha, di differenziare anche le ricreazioni. La merenda potrà essere portata da casa e non dovrà essere necessariamente confezionata. Assolutamente no, non c'è nulla di questo tipo. Ecco, qualche indicazione in più, ero molto incuriosito anch'io e quindi avete sentito un po' come si affrontano queste ultime ore prima dell'inizio della scuola. Parliamo ancora di bambini prima di salutarci, da un punto di vista diverso, cioè dal punto di vista della Città della Speranza, l'istituto di ricerca pediatrica che ha approvato il bilancio dell'ente, la generosità delle fondazioni che sostengono la Città della Speranza potranno assicurare un futuro anche alla ricerca. 10° bilancio per l'Istituto Ricerca Pediatrica Città della Speranza. I principali finanziatori delle sue attività continuano ad essere la Fondazione Città della Speranza e la Fondazione Cariparo. La prima nel biennio 19-20 ha messo a disposizione 2 milioni di euro e ha appena lanciato un bando da 3,3 milioni per il triennio 2021-2023 per finanziare progetti innovativi di ricerca clinica, di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie pediatriche. Nel 2019 la Fondazione Cariparo ha elargito ben 4 milioni di euro per progetti che, oltre a coinvolgere nuovi ricercatori, hanno aperto nuove linee di ricerca. Abbiamo incluso con i progetti di ricerca Cariparo che sono stati vinti la cardiologia e la neuroimmunologia, quindi andiamo a studiare tutte quelle patologie che colpiscono il cuore o appunto il cervello, il sistema nervoso dei bambini. Sono queste patologie che sono importanti dal punto di vista clinico, la neuroinfiammazione, le malattie del cuore, le malformazioni, che però appunto in questo momento ancora nell'istituto non erano rappresentate, perché come lei sa l'istituto è nato intorno all'oncologia
oncologia. I contributi per progetti da soggetti terzi sono aumentati del 58%, passando da 494.000 euro a 781.000. Il bilancio si è quindi chiuso in sostanziale pareggio e con incoraggianti segni per il futuro. Per i prossimi 3 anni, grazie alle attività fatte, avremo più di 10 milioni di euro per la ricerca. Quindi l'obiettivo dei bambini ammalati e della cura per loro verrà garantita all'interno di questo istituto, che con questi finanziamenti, grazie alla Fondazione Cariparo, alla Fondazione Città della Speranza e all'attività dei ricercatori, sarà in grado di affrontare delle sfide in prima linea. In bocca al lupo dunque per la ricerca pediatrica. Noi ci fermiamo, poi naturalmente ci ritroviamo nel pomeriggio con tutti i nostri programmi e poi verso sera con i notiziari. Grazie per averci seguito e buon pranzo a tutti.